Una buona giornata, ben ritrovati, eccoci in diretta, prima edizione di Antenna 3 in questo mercoledì 5 luglio, tanta cronaca anche oggi, poi parleremo più avanti anche di saldi che cominciano domani in Veneto, quindi le svendite estive e vedremo quelle che sono le previsioni di Confcommercio per le spese medie delle famiglie sia a livello nazionale che poi nel territorio in particolare del Trevigiano, e parleremo anche di iniziative come sempre rivolte al sociale, al sostegno delle famiglie, con un focus su Zero Branco in provincia di Treviso, dove il comune ha voluto istituire l'albo comunale delle babysitter, e sappiamo tutti in questo periodo soprattutto estivo che impresa sia per le famiglie che non hanno i bambini a scuola naturalmente seguirli e tutelarli. Abbiamo come sempre molti colleghi sul territorio per seguire i principali fatti di cronaca e le tematiche di questa giornata. Tra poco andremo da loro. Andiamo a vedere il sito del Gazzettino per incominciare su cosa si focalizza. Tanti gli episodi di cronaca di cui parla il sito oggi del quotidiano del nord-est di Venezia. Abano, ragazzini spaccano il finestrino, rubano 3 valigie e la borsa col PC, la vittima, genitori sapete cosa fanno i vostri figli? Torna il tema naturalmente dei fatti di cronaca che coinvolgono i minori, fatti anche nazionali naturalmente, e poi c'è la vicenda di Eraclea su cui torneremo. Sotto shock l'autista del trenino rovesciato, mi dispiace, chiedo scusa ai feriti, ma secondo i testimoni andava troppo forte e non era la prima volta. Questo caso da Casale sul Sile, provincia di Treviso, barista 23enne che compra 1 chilo di marijuana su Telegram dall'America con la giustificazione costava poco, si commenta purtroppo da sola. E poi c'è un fatto che arriva da Padova, di cui vedremo il servizio tra poco. Cocaina in cambio di sesso con una ragazza in cura, patteggia e torna libero. Davvero un caso molto triste di marginalità. L'ANSA invece ci riferisce la notizia che da Vicenza è stato arrestato un uomo ricercato per evasione, aveva picchiato l'ex convivente, era ricercato dalla Polizia di Stato dopo aver picchiato e ferito appunto l'ex convivente. Gli agenti sono intervenuti all'ospedale San Bortolo, dove una donna di 36 anni vittima di violenza di genere era stata medicata in seguito alle lesioni causate appunto dalle percosse dell'ex convivente. Un 34enne ghanese, per lei una prognosi di 10 giorni. Sentita dai poliziotti, la donna ha riferito di avere paura di rientrare nella propria abitazione dove era stata aggredita nella notte. Da qui gli agenti l'hanno accompagnata a casa, hanno trovato il ghanese nascosto dentro un armadio della camera da letto, è risultato tra l'altro destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare per evasione emessa pochi giorni prima dall'autorità giudiziaria di Vicenza, e dunque è stato portato in questura, dichiarato in arresto e trasferito in carcere. E invece fa discutere, fa chiacchierare questa decisione del giudice di pace di Treviso, che riferisce sempre l'ANSA, ha deciso di accogliere il ricorso di un'associazione bellunese annullando la sanzione emessa dal comune di Riese Pio X a una società appunto bellunese che con un mezzo aziendale aveva superato il limite imposto di velocità di 4,2 km/h, ricevendo la multa di 42 euro. Lo ha rilevato l'Associazione Nazionale dei Consumatori delle Microimprese di Belluno, che ha seguito la vicenda col giudice, che ha dato ragione evidentemente perché l'autovelox contestato era già stato dichiarato privo di omologazione e quindi sanzione annullata. Questa fin qui la cronaca proprio di queste ultime ore. Adesso andiamo invece alla vicenda che riguarda degli studenti aggrediti e rapinati in treno e sul bus, perché ci sono 3 giovanissimi che dovranno comparire in tribunale la prossima settimana con pesanti accuse a loro carico. Siamo in provincia di Treviso. Un 22enne di Treviso, un 21enne lombardo e un 20enne di San Biagio di Callalta, italiani di origini africane. Su di loro la pesante accusa di essere una banda specializzata nell'aggredire studenti in treno o sugli autobus per rubare loro soldi o collanine, con pesanti minacce.
Il colpo per il quale sono finiti in tribunale è la rapina in treno a un 14enne di Altivole nel febbraio del 2022 sulla linea Treviso-Castelfranco, una violenta aggressione che fruttò appena 25 euro con minacce di morte se la vittima avesse denunciato tutto. Il colpo fu immortalato dalle telecamere di sorveglianza del treno e la Polfer identificò il 22enne di Treviso, che vistosi scoperto ha collaborato con le forze dell'ordine, coinvolgendo i due complici anche per 2 rapine avvenute sugli autobus. Martedì prossimo saranno davanti al giudice delle udienze preliminari. A Padova ora con la vicenda di un ex operaio di una ditta specializzata in servizi cimiteriali che per 4 anni aveva derubato di preziosi denti d'oro, fedi e anelli i defunti al cimitero maggiore della città. Con l'accusa di peculato è stato condannato. Per 4 anni, dal 2017 al 2021, non ha esitato a depredare protesi dentarie in oro, anelli, fedi nuziali dei defunti che stava esumando o estumulando per la cremazione nel cimitero maggiore di Padova. Per questo un uomo di Selvazzano Dentro è stato condannato per peculato con il rito abbreviato dal GUP del Tribunale di Padova a scontare una pena di 3 anni e 4 mesi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo, ex dipendente di una ditta specializzata in servizio presso il cimitero cittadino, ha sottratto i preziosi ai defunti per poi consegnarli a un'azienda di compro oro per la fusione in cambio di denaro. Nel negozio, estraneo alla vicenda, così come la ditta per cui l'ex operaio lavorava, sono state registrate 24 consegne di monili in oro per un ricavo totale di circa 3.000 euro. E ora il caso a cui facevo cenno poco fa, la brutta storia di fragilità e tossicodipendenza che vede protagonista purtroppo una giovane donna, una ragazza che si è concessa allo spacciatore in cambio di una dose. La scena vista dai poliziotti in Borghese che hanno poi arrestato il pusher. Sesso in cambio di una dose di cocaina, la disperazione della dipendenza che porta ad annullarsi pur di soddisfare il bisogno di droga. La ragazza di 23 anni lunedì è arrivata dalla Bassa Padovana al Tempio della Pace, poco lontano dalla stazione di Padova. Qui ha incontrato lo spacciatore, un 34enne nigeriano. I due si sono allontanati e si sono nascosti in un pertugio poco lontano dalla chiesa, dove si è consumato il rapporto, pagamento in natura per 1 grammo di cocaina. Ma questa volta per il pusher sono scattate le manette perché è stato scoperto dagli agenti della squadra mobile in Borghese impegnati in un servizio antidroga che hanno visto tutta la scena. La ragazza è stata multata in quanto assuntrice. Ieri lo straniero ha patteggiato 3 anni per spaccio aggravato dal fatto di voler prestazioni sessuali da una persona tossicodipendente. Lo spacciatore tuttavia è stato scarcerato, ma per lui è stato disposto il divieto di dimora in Veneto. E la Procura di Rovigo invece ha aperto un'inchiesta sulla morte del 22enne Giacomo Ortolan. Sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Giacomo Ortolan, il 22enne ritrovato senza vita nella campagna tra Montagnana e Casale di Scodosia. A ordinarla la Procura di Rovigo, che sulla morte del giovane ha aperto un fascicolo di indagine. Giacomo Ortolan era uscito dalla casa di famiglia a Casale di Scodosia domenica pomeriggio a bordo della sua auto e non vi aveva più fatto ritorno. Erano stati i genitori preoccupati a far scattare le ricerche. In paese è partito un vero e proprio tam tam con la foto di Giacomo Ortolan rilanciata sui social. Proprio grazie a una segnalazione i carabinieri hanno ritrovato il giovane senza vita all'interno della sua auto lunedì sera. A ucciderlo potrebbe essere stato un malore nell'auto. Sarebbero state ritrovate anche tracce di una sostanza che sarà esaminata. Tema dell'ordine pubblico che sarà sicuramente tra i primissimi in agenda del nuovo prefetto di Padova, che si è insediato proprio in queste ore e che si è presentato per la prima volta alla città. Sono felice di poter espletare questa funzione. Ringrazio il Ministro dell'Interno e ovviamente il nostro governo che mi ha dato questa possibilità in un territorio in cui c'è questo senso di legalità che è spalmato, in cui i cittadini non devono imparare, come purtroppo succede in altre parti del nostro territorio, a rispettare le norme. Quindi sono molto contento che poi questa sia una realtà
economicamente avanzata, un po' la locomotiva del Veneto e anche del nord Italia. È un contesto sano quello che Francesco Messina ha trovato a Padova. Il nuovo prefetto arriva da un incarico di capo della direzione centrale anticrimine, un passato da poliziotto nella squadra mobile di Milano. Massima attenzione al territorio, una provincia economicamente agiata, quella di Padova, con oltre 500 milioni di fondi PNRR in arrivo. Per questo la vigilanza resta alta per prevenire le infiltrazioni mafiose. Abbiamo degli anticorpi, sono ottimista, abbiamo degli strumenti che ci consentono di garantire per il futuro che questi fondi arriveranno a consentirci di realizzare quello che vogliamo realizzare. L'attenzione è massima. Quanto alle interdittive è uno strumento utilissimo dato ai prefetti per anticipare la soglia di intervento al sintomo. Immigrazione e sicurezza sono temi che vanno affrontati, spiega il nuovo prefetto facendo rete tra istituzioni. Tutti gli attori devono concentrarsi insieme, lavorando in rete, per raggiungere gli obiettivi che sono obiettivi difficilmente raggiungibili. Sulla questione della registrazione dei figli delle mamme arcobaleno, il nuovo prefetto non si discosta dalla posizione del suo predecessore. Questo è un tema che noi possiamo gestire semplicemente attenendoci alla norma e alle disposizioni. Non abbiamo grande facoltà di movimento, non abbiamo neanche grande possibilità di interpretare la norma con libertà di interpretazione giuridica. In tema di sicurezza restiamo a Padova perché nei parchi, nelle aree verdi, sono in arrivo telecamere in 14 zone. Telecamere come presidio di sicurezza nei parchi per aiutare le forze dell'ordine ad individuare vandali e malintenzionati. Dall'Arcella alla Guizza, passando per il quartiere Palestro, sono almeno 14 parchi dove verranno posizionate le nuove telecamere. Noi siamo arrivati che c'erano 200 telecamere di videosorveglianza, adesso siamo quasi a 900 in tutta Padova. Devo dire che sono importanti sia dal punto di vista della prevenzione, ma soprattutto nella fase successiva, perché lo dico con un pizzico di orgoglio, tutte le forze dell'ordine utilizzano anche le nostre videocamere di sorveglianza, non ci sono dei reati gravi in città che sono rimasti impuniti, per cui noi siamo contenti di questo perché vuol dire che le videocamere funzionano. 2 sono già state posizionate nell'isola Memmia, in Prato della Valle, e 2 in via Campagnola, vicino al cimitero ebraico, ma l'idea dell'assessore alla sicurezza è quella di estendere la videosorveglianza. Auspicabilmente vorrei arrivare anche agli argini, perché sono zone molto frequentate da famiglie, da runner, da ragazzi che girano, che vanno a passeggiare per i nostri argini, per i nostri parchi. È un progetto importante, è un progetto costoso, però abbiamo investito, abbiamo partecipato a un bando, siamo riusciti a racimolare delle somme notevoli. Si tratta di telecamere di ultima generazione funzionanti 24 ore su 24. Entro l'anno dovrebbero essere completamente installate. Ci spostiamo di poco, andiamo a Rubano, sempre in provincia di Padova, per collegarci con il nostro Francesco Ratai, che è lì con Cristian Roque Allende per raccontare una bella storia di un salvataggio davvero eccezionale con protagonista un cagnolino, Dylan. A te la linea, Francesco. Eccoti. Sì, buongiorno dal parco di Rubano, dal laghetto del parco di Rubano. Qui con me oggi c'è un ospite speciale, un cane eroe, Dylan, un cane che domenica scorsa ha salvato una ragazza che si trovava in pericolo nel lago che vedete alle nostre spalle. Con noi l'amico di Dylan, Paolo Farferi. Buongiorno. Ci racconta, Paolo, cosa è successo domenica durante la consueta passeggiata mattutina? Ecco, noi alla mattina ci piace scoprire dei posti nuovi. Alla mattina noi ci alziamo presto, alle 5, andiamo al mare o troviamo dei posti che può essere questo. Ci hanno indicato questo, io ho già venuto alcune volte, e facendo l'arco, diciamo il giro del parco, a livello, quando siamo arrivati in questa posizione qua, abbiamo notato una ragazza in difficoltà. Mi sono avvicinato cercando di chiamarla e cercando di vedere se reagiva, e ho visto che era un attimo in difficoltà. Non dandomi nessun segnale di risposta, ho
abbiamo percepito che era meglio chiamare subito il 112. Fatto questo, fortunatamente, perché quando le fortune si vogliono o si cercano, c'era un passante di qua, una signora ha detto gentilmente se poteva attendere i soccorsi al di fuori del lago. Così è stato, lei è stata partecipe anche di questo, quindi mi ha aiutato molto perché i soccorsi hanno individuato il posto e io e Dila ci siamo messi ad attendere. Facciamolo vedere. Sì, ci siamo messi qua e ho cercato di avvicinarmi il più possibile, magari con un tronco, per riuscire a prenderla, magari perché si aggrappasse, perché la vedevo sempre annaspare un po' e non ci sono riuscito. A un certo punto, visto che la testa andava sotto, aveva delle bolle e non ho esitato, ho cercato di togliermi la roba il più possibile, lui di là mi ha anticipato, ha fatto un salto e non so se l'abbia fatto per gioco, l'abbia fatto per non lo so, io e lui giochiamo spesso in acqua, si è buttato, la ragazza si è aggrappata, vuoi per fortuna sempre, come abbiamo detto prima, vuoi per sua volontà al suo guinzaglio, e da questo tronco sono riuscito a tirare a riva sia lui che lei. L'ho seduta nel tronco, questo grande, e nel frattempo sono arrivati i soccorsi immediati, devo dire, perché sono arrivati subito. L'hanno trovata subito la Croce Rossa, la Croce Verde, non mi ricordo, e l'hanno portata in sicurezza. Ecco, quindi il cane Dylan, che adesso ci cerca un po' di refrigeri, sì, un po' di riparo, possiamo definirlo tranquillamente un eroe perché si è buttato, come diceva lei, probabilmente per gioco, chi lo sa, sì, però probabilmente anche l'istinto dell'animale. Ho letto dei messaggi dicendo che qualcuno asseriva che ma è impossibile che un cane, forse è vero, forse l'ha fatto per gioco, forse l'ha fatto perché ha visto del pericolo, ho visto il pericolo in me, perché lui siamo una cosa unica, lui è un cane che noi viviamo praticamente in simbiosi, lui vive con me, io vivo con lui, quindi non lo so, lui è qualcosa di speciale, è qualcosa che mi ha dato altri segnali altre volte, al mare, noi abbiamo a casa un cagnolino che si chiama Johnny, che abbiamo preso da una famiglia che lo maltrattava, lui continua a difenderlo ancora adesso, quindi è un cane protettivo. Dylan è un cane da pastore australiano. Lui è un cane da gregge, diciamo, lui è un cane che aggrega le persone, aggrega le pecore, lui per natura ha questo istinto. Non lo so cosa ha fatto, so che sono fiero e orgoglioso. Ce n'è da esserlo, sì, perché è sicuramente un cane che secondo me ha percepito il pericolo, sì, che stava vivendo quella ragazza lungo il fiume, lungo il laghetto, ed è corso a salvarla. Io da Rubano, in provincia di Padova, vi restituisco la linea. Grazie a Francesco Ratai, grazie naturalmente a tuo ospite e a questo cagnolone davvero coraggioso. Abbiamo sentito quello che ha fatto. Noi andiamo in provincia di Vicenza ora, a Barbarano Mossano. 1 chilo di droga in casa, 1.000 euro in contanti. Sono stati arrestati 2 ventenni della provincia vicentina. Arrestati in flagranza per detenzione a fini di spaccio 2 ventenni, entrambi residenti nella provincia berica. Il controllo da parte dei carabinieri di Barbarano Mossano è scattato mentre i 2 erano fermi in auto e sono stati trovati con hashish e marijuana e la somma di quasi 1.000 euro in contanti. Pertanto i militari dell'Arma hanno deciso di approfondire il controllo effettuando le perquisizioni domiciliari a carico di entrambi, dove sono stati trovati complessivamente 285 grammi di hashish e 658 di marijuana, suddivisi in panetti e svariate dosi adeguatamente confezionate, oltre a 2 bilancini di precisione. Le sostanze stupefacenti e la somma di denaro sono state sequestrate. I 2 giovani sono stati posti ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, a seguito della quale sono stati convalidati gli arresti e disposti i domiciliari per uno gravato da pregiudizi penali e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per l'altro incensurato. Altro genere di reato, naturalmente restiamo a Vicenza, che è costato comunque una denuncia per un 40enne vicentino, segnalato per ricettazione perché andava in giro su una bicicletta elettrica risultata rubata. Ha precedenti per ricettazione, danneggiamento, furto e porto abusivo di armi ed è stato condannato per indebito utilizzo di carte di credito. Un 43enne vicentino viene notato da una donna vicino al cimitero Maggiore mentre insella una bicicletta elettrica che era stata rubata poco tempo prima al padre della signora, che a quel punto chiama subito la polizia. Sul posto arriva una pattuglia della squadra volanti che intercetta l'uomo poco lontano.
Il 43enne è stato accompagnato in questura dove non è stato in grado di giustificare il possesso della bicicletta. Per questo motivo è stato denunciato per ricettazione. E dunque, lo accennavamo prima, ha chiesto scusa il 61enne di Spresiano nel Trevigiano che era alla guida del trenino turistico che si è rovesciato a Eraclea Mare, l'altro ieri sera, provocando 14 feriti, tra loro anche 2 bambini piccoli. Sentiamo. Risultato negativo all'alcol test a 61 anni di Spresiano nel Trevigiano, l'autista del trenino turistico che si è rovesciato ad Eraclea Mare lungo la stazione delle Corriere in via Livenzuola 9. Errore umano, ammette oggi con un comunicato SAP la ditta di autotrasporti che da 12 anni gestisce il trenino della Pineta. Errore in corso di accertamento da parte dei carabinieri di San Donà ed Eraclea, con il PM incaricato delle indagini, Antonia Sartori, che ha aperto un fascicolo in procura. Da verificare se l'incidente è accaduto per una imperizia dell'autista di manutenzione del mezzo, ovvero a causa dell'alta velocità del trenino, che può raggiungere al massimo i 25 km/h, e anche per le eventuali cattive condizioni dell'asfalto, visto che uno dei 2 vagoni si sarebbe rovesciato proprio dopo la curva attorno all'autostazione, con una delle ruote venuta a contatto con un tombino. Ed è qui che si è rovesciato il trenino, ancora visibili le tracce di sangue dei 14 feriti. Dei 30 passeggeri a bordo, 3 i feriti trevigiani con turisti di Padova e Milano tra gli altri italiani contusi, tutti finiti tra i 7 in pronto soccorso a San Donà, dei 14 feriti in totale, tra cui un papà e la sua bimba di 9 anni, entrambi tedeschi, insieme ad un altro bimbo di nemmeno 1 anno con la sua mamma e il suo papà, anch'essi stranieri, e una persona disabile. Quest'ultimo con una grossa ferita insieme ad altri 2 anziani che hanno avuto una prognosi di 40 giorni, mentre i restanti hanno riportato ferite e contusioni fortunatamente di lieve entità. Da parte mia ho prestato subito soccorso accertandomi non vi fossero feriti gravi, le prime dichiarazioni dell'autista. Il trenino ora è stato posto sotto sequestro. Per adesso il servizio è sospeso, anche perché con FAP vediamo se ripristinarlo, e effettivamente è quello che andremo a concordare di fare con questo trenino. È un peccato perché è un servizio che piaceva tanto ai turisti, sia ai grandi che ai bambini. Questa dunque la vicenda di Eraclea, e poi c'è la perizia sulla tragica morte di Giordano Sanginiti, morto per colpa delle condizioni pessime della strada. Questo dice il perito incaricato dal GIP, che dunque attribuisce le responsabilità a Veneto Strade nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente costato la vita al 21enne studente di medicina di Mirano. Giordano Sanginiti è rimasto ucciso per colpa esclusivamente delle profonde ed estese buche nell'asfalto della nuova strada regionale del Santo. La condotta del 21enne di Mirano alla guida della sua moto è stata ineccepibile. A dirlo la perizia di parte effettuata dai tecnici nominati dal giudice per le indagini preliminari, che confermano la tesi dei genitori del giovane morto lo scorso 4 febbraio all'altezza dell'uscita di Cadoneghe lungo la strada regionale del Santo. Queste le conclusioni della consulenza tecnica, che vedono nell'incuria del manto stradale la causa dell'incidente mortale. La perizia era stata disposta nell'ambito dell'incidente probatorio. I risultati sono stati discussi nell'udienza in tribunale a Padova. Giordano Sanginiti, studente di medicina proprio nell'Ateneo Patavino, è stato disarcionato dalla sua moto dopo aver centrato con la gomma una buca profonda sull'asfalto. I suoi genitori hanno puntato fin da subito il dito contro le condizioni della strada e contro un cartello che solo a ridosso segnalava la presenza della buca pericolosa. La famiglia del giovane presenterà ora un esposto. Nel fascicolo aperto per omicidio stradale sono stati iscritti 2 funzionari di Veneto Strade. E poi c'è chi in strada ha dei comportamenti volontariamente fraudolenti, ma in questo caso è riuscito in qualche maniera a svicolare le accuse. Parliamo della vicenda di suocera e nuora accusate di non aver pagato per circa un centinaio di volte i pedaggi lungo l'autostrada A27, accodandosi di fatto ai possessori di Telepass. Sono state assolte perché non è stato possibile provare che
ci fosse veramente tra loro due alla guida del veicolo, ha spiegato l'avvocato. Nessuna telecamera infatti le ha mai immortalate. Abbiamo sostenuto che l'autorità giudiziaria nella persona del pubblico ministero non fossero riusciti a raggiungere la prova su chi effettivamente conducesse l'autovettura nei giorni in considerazione. Non è stato possibile provare che la vettura incriminata fosse effettivamente guidata da loro. Per questo nuora e suocera di 41 e 79 anni, entrambe di Fregona, sono state assolte dall'accusa di insolvenza fraudolenta, seppure con formula dubitativa. Secondo la procura, in base alle segnalazioni di Autostrade per l'Italia, avevano accumulato quasi 7.000 euro di mancati pedaggi sulla 27, soprattutto nella tratta tra Vittorio Veneto e Treviso. La tecnica non è certo nuova, ma sarebbe stata applicata almeno un centinaio di volte. In pratica, l'auto cointestata alle due donne, una volta al casello, si accodava a mezzi dotati di telepass o via card in transito, approfittando di fatto della sbaralzata. Secondi preziosi, ma soprattutto gratis, almeno nelle intenzioni. I sospetti fin dall'inizio si erano concentrati sulla più giovane, ovvero sulla nuora, ma per l'appunto nessuna telecamera l'ha mai immortalata, come invece fatto per l'auto. Eppure le nuove tecnologie non mancherebbero. Evidentemente gli strumenti che consentono anche questo tipo di accertamento esistono. Credo che le telecamere oggi abbiano questa possibilità. Ogni caso va visto come caso a sé, quindi nella nostra vicenda gli elementi erano, a mio parere, soltanto indiziari, e con elementi indiziari non si può condannare. Questo dunque è il caso di queste due donne di Fregona. Noi lasciamo per un attimo la cronaca, andiamo ora a Marghera dalla nostra Ilaria Marchiori, perché all'ULSS, in particolare al Dipartimento di Salute Mentale, si è fatto il punto su un tema molto delicato che riguarda molti giovanissimi e molte giovanissime, i disturbi alimentari. A te la linea, Ilaria, buongiorno. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui a Marghera, dove questa mattina l'ULSS 3 Serenissima ha fatto un importante annuncio, ovvero un potenziamento di quella che è tutta la rete per aiutare le persone che soffrono di disturbi alimentari. Qui insieme a me c'è il dottor Moreno De Rossi, che è il direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ULSS 3 Serenissima. Benvenuto, dottore. Allora, innanzitutto, quali sono i numeri dei disturbi alimentari nella nostra regione e poi anche nell'ULSS 3 Serenissima? Sono numeri importanti. Si tratta di un fenomeno decisamente importante. Noi abbiamo un dato che è pari a circa 4.000 persone che soffrono nella nostra regione di disturbi alimentari, ma probabilmente è un dato sottostimato, nel senso che poi molte persone non chiedono aiuto oppure si rivolgono al privato e soprattutto il fenomeno riguarda persone molto giovani, per cui noi abbiamo un picco di incidenza che va dai 15 ai 20 anni, ma con esordi anche molto più precoci, e questo appunto è l'aspetto più rilevante. Nel nostro servizio noi abbiamo attualmente in carico 120 persone e se andiamo a vedere quelle che poi abbiamo seguito negli ultimi anni raggiungiamo punte di 350 persone che hanno fatto dei percorsi, parliamo di percorsi anche di un certo rilievo dal punto di vista della durata e anche dei professionisti che mettiamo in campo. Il potenziamento di questo servizio è fondamentale perché mette in campo più competenze mediche, che sono proprio quelle di cui ha bisogno una persona affetta da disturbi alimentari, dunque non solo l'aspetto psicologico da curare, ma anche proprio quello a livello di nutrizione, insomma proprio per alimentarsi, tanto che c'è anche una cucina per poter condividere questo momento. Esattamente, la chiave di volta per affrontare queste problematiche è proprio quello di farlo in modo multidisciplinare. Un professionista da solo, per quanto bravo, riesce a fare molto poco. Noi qua dobbiamo mettere assieme psicologi, psichiatri, medici nutrizionisti, dietisti ed educatori che lavorino per questo progetto. Abbiamo una cucina perché vogliamo fare anche delle attività di laboratorio proprio correlate all'avvicinamento e alla fobia rispetto al cibo, per cui questo ci permetterà appunto di affrontare poi quello che è uno dei nodi, non è l'unico perché è un problema molto più ampio che ha a che fare con l'identità, col senso della propria personalità eccetera, però è solo mettendo assieme tutti questi aspetti e tutti questi professionisti che noi possiamo dare una risposta competente a questa problematica.
Quanto i modelli che propone la società odierna possono influire su determinati comportamenti, soprattutto dei più giovani, e che vanno a intaccare anche la sfera alimentare? Possono influire molto, non possono essere considerate la causa tout court di questi problemi, ma sicuramente possono avere un impatto, perché soprattutto quello che è l'immaginario, l'immagine corporea e i modelli che oggi vengono proposti hanno un impatto, creano anche una pressione psicologica, soprattutto negli adolescenti e anche nei preadolescenti, che possono andare ad incidere molto su quello che è il modo di autorappresentarsi, il modo di percepirsi all'interno dei propri pari, all'interno della società, e questo poi ha a che fare anche col rapporto col cibo e con il cattivo rapporto che può nascere appunto con il cibo. Ringrazio il dottor Moreno De Rossi, qui da Marghera è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, grazie al suo ospite. Sono numeri, spunti che fanno senz'altro riflettere. Da Marghera andiamo subito in centro a Treviso, perché ci sono problemi di vandalismi con nel mirino i plateatici dei locali. È accaduto in Piazza Pola. Ecco qui, vedo Sharon Di Carlo collegata con Renato Capoia in diretta. Buongiorno Sharon. Sì, buongiorno Lina, buongiorno a tutti i telespettatori, l'ho detto tu, torniamo a parlare di sicurezza in città, qui a Treviso lo facciamo da Piazza Pola, ennesimo atto vandalico a firma dei ormai cosiddetti baby vandali. Siamo qui in un bar appunto di Piazza Pola con Luana Torresan, socia del bar. Che cosa è successo pochi giorni fa? Ci racconti? Sì, buongiorno a tutti. Allora, settimana scorsa c'è successo praticamente tra la domenica e il lunedì un furto, un atto vandalico, un furto di 3 sedie. Ma al di là del furto, che noi ricriminiamo ovviamente anche come valore economico, è proprio un discorso che ormai sono mesi che vengono fatti atti tra virgolette vandalici in questa piazza, creando disagio e creando anche delle problematiche importanti per tutte le persone che gli stanno attorno. Possiamo dire una piazza sotto assedio dai vandali questa? Esattamente così. Poi adesso che sono finite le scuole è peggiorata la situazione, perché appunto troviamo sempre più problemi, sempre più atti. E quindi Treviso, insomma, abbiamo constatato che sta diventando sempre meno, diciamo, sicura in questo momento, sempre meno sicuro. Ma prima diceva, che cosa è successo, cosa ha visto dalle telecamere di videosorveglianza, quindi quella sera, quella notte? Niente, siamo riusciti appunto a vedere in un primo momento dei ragazzi che hanno appunto, noi alla sera catastiamo le sedie tutte le sere e le chiudiamo, e in un primo momento dei ragazzi appunto sono riusciti a tirare fuori delle sedie, si sono seduti qua convivialmente, fumando, facendo tutti i loro comodi, bevendo birra e quant'altro. In un secondo momento, quindi questo è successo alle 11, in un secondo momento verso l'1:30 di notte stavano venendo avanti 3 ragazzi diciamo dalla parte opposta qui della piazza. A volto coperto? In primo momento avevano la maglietta sopra, poi si sono tirati giù la maglietta, si sono fatti vedere, quindi hanno visto le sedie e ognuno di loro ha preso una sedia e l'ha portata via verso il Duomo. Da lì poi le telecamere non sono più riusciti, insomma, a capire dove avessero portato queste sedie, anche se noi siamo andati un po' dappertutto, ma non siamo riusciti a trovarle. Prima raccontava di un valore economico, perché appunto voi qua siete in affitto e questi soldi dovete comunque ridarli. A quanto ammonta? Certo, questo è anche un secondo problema, perché appunto oltre al discorso del degrado degli atti che fanno c'è anche un problema economico, e noi qui siamo in affitto d'azienda, quindi ovviamente qualsiasi bene l'azienda ci dà in dotazione, quindi anche questo plateatico ha un costo, e pensiamo solo che una sedia viene 120 euro, 3 sedie sono già 380 euro, quindi queste persone non si sono rese conto che oltre a farci un torto morale hanno fatto anche un torto economico in questo momento in cui le cose non è che stanno andando benissimo per tutti, in cui facciamo fatica tutti, insomma, ad andare avanti. Prima mi raccontava che aveva paura, cioè lei ha paura la sera qui a Treviso in centro? Certo, perché appunto ho riscontrato nelle ultime sere, quando finisco di lavorare, che quando magari prendo dei vicoli un po' così, un po' più bui, e vengono avanti questi ragazzi a bande, sinceramente vedo in loro dell'astio, sinceramente vedo in loro non come si può dire? Sono intimidatori, sì, e quindi ha paura di camminare anche da sola. Esattamente, perché poi magari ti chiamano, cercano di attirare la tua attenzione, cercano di farti arrabbiare.
e quindi per una persona, soprattutto quando è sola, insomma, non è facile. Lei chiede più sorveglianza, quindi? Molta più sorveglianza, forse anche da parte di tutti, anche da parte della gente stessa che abita qui nella piazza, ma anche in tutta Treviso, di aiutarci, insomma, fare in modo che questi ragazzi si ridimensionano, vengano corretti, insomma, o vengano aiutati a capire che le persone devono essere, insomma, rispettate in questo senso. Bisogna aiutarsi tutti, quindi grazie a Luana Torresan. Lina, vi restituisco la linea. Grazie. Grazie a voi Sharon di questa testimonianza. Purtroppo episodi che si ripetono, l'abbiamo sentito con sempre maggiore frequenza. 12:35, noi andiamo in pubblicità per qualche istante, ritorneremo tra poco con altri temi e altri collegamenti. Eccoci di nuovo in diretta da studio, prima edizione di Antenna 3 in questa giornata, lo avete sentito, tanti fatti di cronaca, ci stiamo collegando un po' da tutto il territorio per seguire gli aggiornamenti di queste ultime ore e ancora lo faremo tra poco con altri colleghi. Intanto andiamo a Venezia, dove una borseggiatrice è stata condannata a risarcire la sua vittima per non finire in prigione. Da borseggiatrice ora dovrà risarcire la sua vittima per non finire in galera. È quanto deciso dalla sentenza emessa dal Tribunale di Venezia a carico della 23enne di nazionalità croata, pizzicata domenica pomeriggio scorso dalla polizia locale proprio mentre borseggiava un turista coreano in piazza San Marco a Venezia. La borseggiatrice, condannata a scontare 1 anno e 6 mesi di reclusione, ha patteggiato e si trova già in libertà, a condizione versi un risarcimento di 200 euro alla vittima del borseggio. In caso contrario, visti i numerosi precedenti specifici alle spalle, per lei si aprirebbero le porte del carcere. E sono 3 minorenni studenti di scuola media superiore gli autori delle scritte sui muri che a maggio insultavano il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, prospettando una mutilazione fisica dopo le sue dichiarazioni sul pagamento degli affitti da parte degli studenti che soggiornano in città, in Laguna. La Procura della Repubblica dei minori li ha indagati per minaccia a un corpo politico e imbrattamento. I 3 hanno immediatamente ammesso le loro responsabilità negli uffici della Digos di Venezia. E sempre dal veneziano, in particolare dal litorale, il tema dei canoni balneari che ha fatto ampiamente discutere e che ha vissuto un nuovo passaggio. Stabilimenti veneziani pronti al ricorso collettivo contro l'aumento dei canoni demaniali marittimi, già presentato da un concessionario di Rosolina Mare, è stato accolto dal Consiglio di Stato e quindi è una strada che si intende percorrere. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da un concessionario demaniale di Rosolina Mare, sospendendo l'aumento del 25% dei canoni demaniali deciso a dicembre dal Ministero delle Infrastrutture. Uniomare Veneto, secondo cui ci vorrebbe una riorganizzazione organica del settore e non degli scatti in avanti come il decreto di dicembre, annuncia ulteriori azioni contro gli aumenti. Per il momento questo provvedimento è stato sospeso solo per l'azienda che ha presentato questo ricorso ed è proprio per questo che abbiamo già preso contatto anche con l'Agenzia del Demanio, proprio per avviare un'azione collettiva e per far sì che tutti i concessionari che afferiscono al nostro sistema possano nei prossimi giorni presentare un ricorso pluralistico e collettivo. Il Veneto ha un tessuto imprenditoriale balneare composto principalmente da maxi concessionari ed è quindi la regione che paga più canoni demaniali. Prima i Bibbione Spiagge con oltre 600.000 euro di canone annuo che avrebbero un incremento di 150.000 euro. Tra gli altri ci sono Caorle, 300.000 euro, e il Lido di Venezia, 250.000. Stiamo indubbiamente vivendo una stagione molto difficile, probabilmente la più difficile degli ultimi anni. Il mese di giugno si è chiuso in maniera abbastanza generalizzata con il segno meno, ma è inevitabile dopo alcune stagioni fortemente condizionate dalla difficoltà di muoversi per i problemi legati alla pandemia, è ripartito il corto medio raggio. Confidiamo adesso che questi 2 mesi di centrali, che il mese di settembre ci possano permettere insomma di ripartire e di ottenere dei risultati in linea con le stagioni precedenti.
Ora nella Marca trevigiana Mogliano-Veneto, con la storia di due fratelli che da marzo scorso, pensate, 2 cinquantenni, vivono in tenda dietro a un supermercato a pochi passi dal centro proprio di Mogliano. Questo dopo lo sfratto da parte dell'Ater, l'azienda dunque dell'edilizia popolare. L'amministrazione comunale ribatte: conosciamo il caso, stiamo cercando di aiutarli. Mi spero che il Signore mi tolga la vita, perché questa non è una vita da fare. Ci accolgono nel loro rifugio di fortuna Riccardo e Edi Perazza, moglianesi di nascita, che da marzo stanno vivendo in tenda, dietro a un supermercato a 2 passi dal centro. Sfrattati dall'Ater per inadempienza, hanno accumulato un debito da quasi 40.000 euro che i due non sono in grado di ripagare. Una vicenda familiare complessa, aggravata anche dalle loro condizioni di salute. Io non chiedo niente a nessuno. Io ho già fatto le mie domande, c'ho anche l'assistente sociale e tutto quanto, però cosa chiedo? Una villa? Non mi serve una villa a me mi serve una camera e un bagno, stop. Un caso che l'amministrazione di Mogliano conosce e per il quale gli assistenti sociali sono già attivi. Ai due fratelli era stato offerto un posto in dormitorio che è stato rifiutato. L'amministrazione comunale gli ha offerto più volte la possibilità di andare in un dormitorio sia a Treviso che a Mestre, opportunità che loro hanno rifiutato in quanto probabilmente si sentono un po' più liberi così. Certo che è una situazione che non può continuare in questo modo, perché non è sostenibile. Grazie comunque alle associazioni di volontariato, alla rete che si è creata nel territorio moglianese, questa situazione di marginalità si sta cercando di includerli ancora un pochino, e quindi ci sono delle associazioni tipo la Caritas, la Leva Civile, la Comunità di Sant'Egidio che li aiutano, gli forniscono pasti, li assistono, so che hanno anche modo di lavarsi presso delle persone amiche. Quello che l'amministrazione comunale sta facendo è avviare un percorso per ovviare a questa situazione. Un aiuto per migliorare le loro condizioni di vita che arriva anche dai cittadini e dalle associazioni. È ad un signore del posto, infatti, che Edi e Riccardo devono la costruzione di una piccola tettoia per ripararsi dalle piogge degli scorsi mesi e potersi sistemare in modo più dignitoso. Anche il comune è alla ricerca di una sistemazione per ovviare alla situazione di difficoltà in cui versano, ma trovare un alloggio non è semplice. Il comune in questo momento, anche l'idea di un alloggio non è comunque una cosa così immediata, sappiamo bene che ci sono delle graduatorie, ci sono dei determinati requisiti che anche il comune deve rispettare rispetto all'offrire un'abitazione, quindi quella del dormitorio in questo momento è una soluzione percorribile, soprattutto sarebbe una soluzione tampone di emergenza finché il comune non sarà in grado, visto che ha già avviato un percorso tramite gli assistenti sociali, per creare a loro un'opportunità diversa. Sempre dal Trevigiano arriva una storia di tutt'altro genere. Il TAR del Veneto che si è pronunciato obbligando di fatto le scuole a attrezzarsi, a dotarsi di docenti di sostegno che sappiano comunicare anche con la lingua dei segni. E dunque una mamma di paese ha vinto davvero una lunga battaglia legale dopo 10 anni. Il TAR per la seconda volta ci ha dato ragione. Ora nelle scuole è obbligatorio includere la lingua dei segni. Per la seconda volta il TAR del Veneto dà ragione alla famiglia di una quindicenne di nome Elisa che soffre di disprassia, una forma di mutismo, e invita Ministero dell'Istruzione e Scuola Media di fornire alla studentessa un interprete della lingua dei segni per tutte le lezioni in classe. I giudici del Tribunale amministrativo, visto che ad oggi era stato fatto poco o nulla nelle scuole che Elisa ha frequentato, prima a Paese e poi a Treviso, hanno di fatto con una seconda sentenza commissariato il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale, nominando un funzionario per assicurarsi che la loro volontà venga eseguita. Obbligando la scuola a portare alla realtà, al concreto, la famosa sentenza di settembre 2022 dove si diceva che ci doveva essere sempre l'esperto LIS per garantire l'apprendimento, per garantire l'essere a scuola come tutti gli altri, anche per mia figlia e per chi come mia figlia usa la lingua dei segni. È una vittoria senza precedenti per Lisa e per tutti i bambini che soffrono della stessa patologia. Per la sua disabilità, prima sua figlia aveva un insegnante di sostegno che però non conosceva il linguaggio dei segni. Esattamente, da quando Lisa ha iniziato la prima elementare
ha sempre avuto docenti di sostegno che non erano formati in lingua dei segni, non la sapevano. Dopo 10 anni, lacrime e sofferenza, 2 sentenze del TAR e 2 scuole medie che hanno rispettato solo in parte le sentenze. Ora i ragazzi colpiti come Lisa da questa forma di mutismo, classificati come disabili DSA con disturbi specifici dell'apprendimento, potranno avere al loro fianco degli insegnanti di sostegno che sono anche formati alla lingua dei segni. Tra l'altro questi docenti ci sarebbero già formati. Per assurdo ci sono all'Università Ca' Foscari, basterebbe la volontà di contattare l'Università Ca' Foscari, di creare sinergia Ministero dell'Istruzione e Università. Dall'anno prossimo Lisa andrà alle scuole superiori, ci si augura che anche lei possa seguire le lezioni felice come tutti gli altri. Grazie alla forza nostra possiamo aiutare tante persone. Questa dunque l'avete sentita la vicenda di questa famiglia di paese che è arrivata finalmente a una svolta. Allora noi apriamo una finestra sulla politica, anche se sarebbe il caso di dire sull'amministrazione, partendo dall'ANSA e dalle dichiarazioni che ha fatto in queste ore il presidente nazionale dell'ANCI Antonio De Caro, facendo sapere che i comuni hanno già raggiunto il 91% dice dell'assegnazione PNRR, 36,3 miliardi su 40 programmati, lo ha detto appunto De Caro, illustrando lo stato di avanzamento dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nei comuni e fornendo dati inediti nel corso dell'evento promosso proprio dall'ANCI a Roma in questo caso. I sindaci stanno correndo come Forrest Gump, ha usato questa immagine, lasciateci lavorare. Gli altri soggetti attuatori, ha però spiegato, sono a circa il 46% delle assegnazioni. Allora, fin qui le rivendicazioni dell'ANCI, dell'Associazione Nazionale dei Comuni, e poi c'è il tema autonomia che ieri ha subito una sorta di schiaffo nella commissione che sta valutando i famosi ormai LEP. Ci sono stati dei dimissionari che hanno ritenuto non praticabile questa strada che invece il ministro Calderoli sta portando avanti. Ieri sera in diretta a Focus, il programma condotto dal nostro direttore Luigi Baccialli, collegato telefonicamente al presidente del Veneto Luca Zaia, ha commentato queste dimissioni. Sentiamolo. Questa è una commissione nella quale ci sono altrettanti professori universitari, accademici, illustri che sono lì in commissione e non si sono dimessi. Penso che chi si è dimesso comunque fa parte di una parte politica che non condivide l'autonomia, perché questo ormai è chiaro, no? La sinistra non la condivide, è la stessa sinistra che ha impugnato il nostro referendum quando era al governo e ci ha costretti ad andare in Corte Costituzionale a battagliare per un anno per poi avere una sentenza della Corte Costituzionale a nostro favore, e allora siamo andati al referendum. Ma non paghi di questo, nonostante la sentenza, hanno tentato comunque di ostacolare il referendum attivando e avviando dei ricorsi ulteriori al TAR. Nonostante questo ci hanno vietato l'uso della tessera elettorale, che noi abbiamo compensato con quella famosa ricevuta. Nonostante questo hanno tentato anche di boicottarci sul profilo dei costi, quindi imponendoci il pagamento del servizio d'ordine dei militari e i seggi, tutto per dare la parvenza di una farsa. Una farsa non è stata, 2.378.000 veneti sono andati a votare, e non è stata una farsa al punto tale che oggi abbiamo un governo che ha presentato un disegno di legge. Questo disegno di legge è controfirmato dal Presidente della Repubblica, che è il garante della Costituzione, e è in discussione in Parlamento, punto. Io sinceramente non faccio tante tragedie, ognuno è libero di fare quello che vuole. Se questi esponenti hanno deciso di dimettersi, ne prendo atto. Perché sono così terrorizzati dall'autonomia? Rispondo con le parole di un uomo di sinistra, un grande uomo di sinistra, Giorgio Napolitano. Quando gli chiesero che cos'è l'autonomia, lui disse una vera assunzione di responsabilità. Allora, se tu spendi e spandi, a un certo punto arriva qualcuno che ti dice guarda, adesso iniziamo a fare i conti, cioè tu ti chiudi in casa, lo chiudi fuori casa. Ecco, questi in generale che sono contro l'autonomia non vogliono aprire la porta, il che non vuol dire che bisogna spaccare il paese, che bisogna mettere
a pane d'acqua a qualcuno, ma bisogna guardare i conti. Allora, si sono stracciati le vesti per anni dicendo che l'autonomia si poteva fare solo dopo aver fatto i LEP. Adesso si è deciso di fare i LEP, si rendono conto probabilmente che nel momento in cui faremo i LEP, che cosa sono i LEP? È il livello essenziale della prestazione. Se un padre di famiglia ha 3 figli e dice bene, sentite ragazzi, adesso non si va più in giro a mangiare e bere come pare a voi, ma io dico che riconosco una spesa a pranzo di 10 euro e scoprirà che c'era magari un figlio che spendeva molto di meno perché si accontentava di un panino e spendeva 2 euro, ma magari scoprirà che ne aveva uno che spendeva 100 euro a pranzo. Allora, il LEP, il livello essenziale delle prestazioni, sono da 10 euro. Quindi chi spendeva meno di 10 euro ci guadagna, ma chi spendeva molto di più deve tirare la cinghia. Così dunque l'avete sentito il presidente Zaia, che ha spiegato molto bene, molto concretamente cosa sono i LEP. E poi altra notizia di queste ore è lo stanziamento arrivato dal governo di 93 milioni e mezzo di euro per un'altra opera molto discussa, il Bosco dello Sport di Tessera. Soddisfazione naturalmente dal Comune di Venezia, che sul progetto aveva incassato, lo ricorderete, la bocciatura dell'Europa, ma per le opposizioni invece si va verso un pesante indebitamento. Ciò che non era arrivato da Bruxelles arriverà da Roma. Il governo Meloni ha stanziato 93 milioni e mezzo di euro per finanziare il progetto del Bosco dello Sport. I fondi del PNRR, che erano stati persi con la bocciatura della Commissione europea, arrivano quindi a Venezia dalla capitale. All'epoca la scelta europea era stata accolta con stupore e contrarietà dal Comune, ma sono giornate che oggi appaiono lontanissime dopo le notizie arrivate da Roma. Questa è davvero una giornata felice, una giornata radiosa per me, ma penso proprio per la città di Venezia. Per i giovani come me che da 20 anni, da 30 anni aspettano queste grandi strutture sportive, per questa grande operazione a cui abbiamo sempre creduto. Ai tanti gufi di questo periodo, a chi ci ha dato dei falliti, a chi è venuto in consiglio comunale a chiedere le dimissioni, ha aggiunto Brugnaro, rispondiamo come sempre con il coraggio di fare. Sulla stessa linea il parlamentare di Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon, secondo il quale con questo finanziamento si è dato un colpo di spugna alle polemiche e si è raggiunto un altro importante risultato per la città, sbugiardando gli uccelli del malaugurio col buon governo del centrodestra. E devo dire che la soddisfazione è davvero grande. Lo dedico ai bambini e lo vedremo costruire, lo vedremo crescere, vedremo il palazzetto e vedremo lo stadio. E questo è dedicato a tutti voi che ci avete creduto, ci avete votato e ci sostenete. Secondo Monica Sambo del Partito Democratico, invece, il sindaco esulta come un tifoso sulla scelta del governo di finanziare il palazzetto dello sport, ma ha perso i 90 milioni del PNRR e impegnato le tasse dei veneziani per uno stadio che non avrà un euro a carico dei privati come avviene nel resto del mondo. Per lo stadio e la nuova viabilità, infatti, ricorda Giovanni Andrea Martini di Tutta la città insieme, il Comune dovrà usare fondi propri, soldi della legge speciale e accendere nuovi mutui. Le somme le tira il capogruppo PD Giuseppe Saccà. Investire 300 milioni di risorse pubbliche su questo intervento è un errore e non una priorità per Venezia, ha detto, chiedendosi ora con che faccia andremo a chiedere nuove risorse a Roma per le vere emergenze della città. Queste dunque le valutazioni sul Bosco dello Sport. Adesso noi andiamo a Vicenza perché la CISL ha effettuato uno studio sulla denatalità, tema di cui si parla molto e che preoccupa molto a tanti livelli, cause e possibili soluzioni. Allora la linea ha la nostra collega Luisa Bertini che si trova con il segretario provinciale Raffaele Consiglio. Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia di Raffaele Consiglio, segretario della CISL di Vicenza, per parlare del tema della natalità, perché qui nella provincia di Vicenza il tasso di natalità negli ultimi 20 anni è diminuito del 31%. Ecco, voi avete analizzato un campione di persone sotto i 35, l'80% delle quali dice comunque di volere un figlio, ma ci sono tante problematiche. Sì, moltissime problematiche. Innanzitutto, se l'80% dei giovani under 35 si immagina 50 anni con un figlio, questa era la domanda, vuol dire che già il 20%
di persone hanno scelto di non averne. Questa è la prima cosa ed è un dato particolare su cui vale la pena di riflettere da un punto di vista sociale. Dopodiché abbiamo chiesto a questi cittadini interessati nel nostro test, che complessivamente ha toccato più di 1000 persone, 1100 persone, abbiamo chiesto anche di cercare di capire quali sono i bisogni che si potrebbero scoprire, e lì ci sono state delle sorprese. Per esempio gli under 35 hanno bisogno, e questa è la grande distinzione rispetto agli over 35, chiedono di sostenere la natalità della propria famiglia, dei propri figli, non soltanto per mezzo di bonus economici, anzi vanno all'ultimo posto nei desiderata di questi cittadini, ma c'è una grande richiesta da parte dei giovani per poter affrontare famiglia, eventualmente per prevedere la nascita dei figli, c'è una grande richiesta di poter conciliare tempi di vita e tempi di lavoro. Su questo avete fatto un focus proprio sui servizi, dalle babysitter agli asili nido. Esattamente, allora questa è la prima cosa molto importante. Dopodiché abbiamo chiesto anche i livelli di soddisfazione su alcuni pezzi, no, di sostegno che oggi esistono già nel nostro territorio, e c'è una grande richiesta, per esempio, proprio questo testimonia l'importanza della conciliazione, di avere sostegni maggiori e più efficaci che riguardano la tenuta dei bambini, asili nido, babysitter, dopo scuola, tutti strumenti che secondo i giovani anche al 70% non sono di gradimento, non sono utili oggi al sostegno della maternità. Allora è cambiato completamente il disegno, non ci sono più le famiglie che si arrangiano nella tenuta dei figli con i nonni, e sempre peggio sarà così, se è vero che abbiamo tutti quanti figli sempre più tardi, non ci sono più i nonni che sostengono la famiglia, e i giovani non vogliono vivere per lavorare, ma ritengono che la loro vita sia anche altro, anche la famiglia, per cui chiedono alle imprese, alle istituzioni, chiedono a noi, al tessuto sociale, chiedono di essere sostenuti nella natalità, per cui di avere strumenti che possano consentirgli di lavorare comunque, di proseguire la loro vita, ma anche di stare a casa. Ecco, l'appello è quindi non soltanto alle istituzioni e agli enti, vediamo i comuni, ma anche alle aziende. Ah, certamente. Allora, se è vero questo, e se è vero che questi sono i bisogni, basta dire l'idiozia che i giovani non hanno più voglia di lavorare. I giovani hanno una cultura diversa che incrocia la relazione tra capitale e lavoro, che incrocia il lavoro. I giovani vogliono lavorare seriamente, duramente quando occorre, ma anche poter vivere e conciliare con i tempi della propria famiglia. Per cui noi crediamo di dover chiedere alle imprese nel rinnovo dei premi, e su questo stiamo facendo e faremo un ragionamento come sindacato, non soltanto i dovuti aumenti salariali e tutte le questioni che riguardano le povertà del lavoro laddove ci dovessero essere, ma abbiamo il dovere di chiedere anche strumenti di conciliazione. Orario flessibile è il primo tra tutti dei bisogni che i cittadini ci hanno testimoniato con questo test. Ecco, io ringrazio Raffaele Consiglio, restituisco a voi la linea allo studio. Grazie Luisa, grazie al segretario della CIS. È un tema questo su cui in realtà si trovano d'accordo anche le imprese, perché abbiamo realizzato proprio un servizio con i giovani industriali che si sono riuniti per la prima assemblea a San Stino di Livenza nei giorni scorsi, e parlano proprio di quella che deve essere la fabbrica del futuro per attrarre giovani che, come diceva il segretario della CISL, sono molto più interessati rispetto al passato a quello che sono i tempi di vita, il tempo libero, l'extra lavoro. Sentiamo. La fabbrica del domani che ritorni attrattiva per i giovani è il tema su cui i giovani imprenditori di Confindustria Veneto Est hanno deciso di incentrare la loro prima assemblea generale pubblica, svolta nei giorni scorsi proprio in un'azienda, la Dalben di San Stino di Livenza. Il tema della fabbrica è un tema un po' ignoto soprattutto alle giovani generazioni, e quindi c'è un primo problema che è di narrazione da parte delle imprese, in particolare delle industrie e delle fabbriche, di raccontare come sono, perché altrimenti lo stereotipo è che la fabbrica, uno va in fabbrica e fa lavoro sporco, ripetitivo, alienante, mentre anche girando questa fabbrica si può vedere che non è proprio così. Chi si affaccia oggi sul mercato del lavoro ha esigenze e aspettative differenti rispetto al passato. Non è vero che non danno importanza al lavoro, danno importanza ma in misura inferiore rispetto alle generazioni precedenti, perché
assieme al lavoro danno importanza ad altri aspetti, come la possibilità di conciliare la vita professionale con quella personale, il tempo libero, la cultura, altre dimensioni che sono diventate importanti. Praticamente a livello nazionale ai lavoratori chiedendo ma voi pensate di cambiare lavoro prossimamente, quasi 1 su 2 risponde di sì, e questo 1 su 2, più del 60%, dice che lo fa esattamente per motivi di carattere espressivo, cioè la qualità della vita. Sostenibilità ambientale, digitalizzazione, ma soprattutto attenzione alla persona nelle aziende che cambiano. I giovani sono al centro, noi dobbiamo essere ad accompagnare queste nuove sfide che loro dovranno intraprendere, con la convinzione che però non è solo una fabbrica che cambia, ma deve essere un territorio che cambia. L'azienda è un luogo aperto, l'azienda è un luogo di persone, e oggi siamo qui per tornare a raccontare quella che insomma per noi è la fabbrica, che è un luogo di comunità, un luogo dove si creano relazioni, non solo cose, dove si cresce insieme attraverso una visione comune. Bisogna guardare alla nuova generazione, perché la nuova generazione, e parlo anche dei giovanissimi rispetto a me, hanno veramente tanto e vogliono dare tanto. Questa dunque è la visione che in qualche maniera, lo avete sentito, concorda con quella dei sindacati, e chissà che in questa direzione davvero si possa andare. Ci fermiamo per un altro veloce break. In regia con noi ci sono Antonio Esposito e Simone Merlo. Torniamo tra poco. Eccoci di nuovo in studio, prima edizione di Antenna 3, lo avete sentito, tanta cronaca ma non solo, oggi vigilia di Saldi, allora saluto e ringrazio, perché è collegata con noi via Skype, Maria Beatrice Paludetti, che è presidente di Federmoda Treviso. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Grazie a lei per la disponibilità. Allora, vigilia di Saldi, abbiamo detto ieri proprio dall'Associazione Commercianti i dati su quelli che sono anche le preoccupazioni e i timori per l'inflazione, no, Presidente, dei trevigiani, per quanto riguarda le spese che devono affrontare, ma soprattutto i rincari. Però cerchiamo di essere ottimisti, guardiamo a domani, perché partono le svendite estive. Allora, a livello nazionale abbiamo visto che Confcommercio stima una spesa media a famiglia di circa 213 euro. Voi avete fatto un vostro studio, una vostra indagine, sì, con dei numeri che dicono che in buona sostanza la metà degli intervistati prevede di spendere lo stesso dell'anno scorso. C'è chi vuole spendere qualcosa in più, ma c'è anche un 32% che vuole spendere di meno. È così, Presidente? Sì, allora diciamo che è difficile prevedere quello che sarà l'andamento dei saldi estivi del 2023, perché diciamo, ci troviamo in un momento che è... Mi sentite? Sì, sì, la sentiamo bene. Sì, scusi, che è caratterizzato da due fasi. Dicevamo, da un lato la fase di ripresa economica in Italia, anche robusta, diciamo, rispetto al contesto europeo, però dall'altro lato ci troviamo con una inflazione che è ancora alta, ha difficoltà a scendere, impatta diciamo sul costo di un 87,7% sui veneti intervistati dal sondaggio di Confcommercio e di Union Camere, e quindi dobbiamo resistere. Quindi staremo anche a vedere quale delle due fasi prevarrà, perché una tende a spingere i consumi, l'altra a deprimere, e quindi quale delle due vincerà, oppure se si annulleranno. Noi partiamo da un dato però che è tendenzialmente positivo, cioè in base a questa stima condotta in Veneto noi abbiamo un risultato migliorativo per il comparto del sistema moda che prevede un 11% in più, e quindi io con atteggiamento direi più cauto, più prudente e un po' più razionale mi attengo a un 10%. Ecco, quindi insomma c'è comunque un cauto ottimismo, ecco, diceva il Presidente. Sì, qual è un po' il sì, sentimento che lei respira tra i commercianti?
Ma il sentimento è quello di trovare ancora nei saldi quello strumento fondamentale, essenziale e per il rilancio, per andare incontro naturalmente ai consumatori, ma soprattutto anche poi per quello che ha a monte le tenute finanziarie dei nostri esercizi commerciali. Tra l'altro vorrei anche sottolineare che noi abbiamo sempre tenuto in questo anche momento, questo ultimo anno, un andamento prudente, non siamo andati o perlomeno abbiamo scaricato in minima parte quelli che erano al fine del 2022 e dell'inizio 2023 i costi energetici e dopo i costi di fornitura, di produzione, che purtroppo sono saliti molto. E quindi anche qui ci va riconosciuto un atteggiamento concreto, prudente, corretto, mi consenta socialmente attento alle dinamiche appunto del commercio e di poter andare incontro ai consumatori. E questo spero che ci premi, questo ci dà, diciamo, una sicurezza, diciamo, di un valore aggiunto che ci venga riconosciuto in un momento difficile, che però, diciamo, è sollevato da dati anche interessanti, perché si parla che oltre il 60% punterà, diciamo, si orienterà verso la qualità. C'è un ritorno al negozio fisico, al negozio tradizionale, che naturalmente è portatore di valori di autenticità, di correttezza, di trasparenza. Questo anche a proposito mi permette di dire che sono dei saldi che iniziano anche con il nuovo regime normativo, che è quello stabilito dalla direttiva europea più conosciuta con il nome di direttiva Omnibus, che abbiamo recepito appunto dal 1° di luglio, ormai è entrata in vigore. E quindi cosa anche comporta, chiedo scusa, per i commercianti e per i consumatori? Certo, allora si tratta di un regime normativo che, come recita la sua intitolazione, interviene in materia di protezione, di modernizzazione del codice del consumo, e quindi si vuole soprattutto come obiettivo dare più trasparenza possibile nella pratica, diciamo, dei prezzi, in quello che è poi il, diciamo, andare a contrastare quelle misure che ultimamente erano diventate un pochino spregiudicate, un pochino aggressive, di politiche di sconti senza una chiarezza, e quindi poi contro anche, diciamo, tutte quelle clausole vessatorie, quelle posso dire pratiche di prezzi magari formulate in maniera opaca o quant'altro, pubblicità ingannevoli, più eccetera. trasparenza, Quindi, insomma, Presidente. Più trasparenza, più tutela del consumatore, e in questo io vorrei anche qui richiamare l'attenzione dicendo che per noi commercianti del sistema moda, di Federmoda, siamo convintamente positivamente colpiti da questo regime, perché siamo sicuri che le regole sono serie, sono in grado di funzionare bene e anche magari di tutelarci nella gestione del nostro lavoro. Ripeto, noi abbiamo sempre visto in un atteggiamento di tutela del consumatore la trasposizione naturale appunto del nostro atteggiamento verso di lui. I negozi di Federmoda fondano da sempre le loro fortune su quella speciale relazione ispirata alla, diciamo, alla trasparenza, alla correttezza, e quindi orientata a costruire un rapporto solido, di lunga durata,
e soprattutto di lealtà. E di fiducia, certo. Presidente, e di fiducia. Chiedo scusa se la interrompo, ma abbiamo il tempo un po' stretto. Allora, voi naturalmente di Federmoda siete quelli generalmente più interessati alle svendite, no? Nel senso che molti aspettano proprio gli sconti di fine stagione. Chiamiamola fine stagione, che poi fa anche un po' sorridere perché il caldo sta per iniziare adesso praticamente, ha piovuto fino adesso, ma insomma vabbè. Proprio perché la maggior parte dei consumatori punta su abbigliamento, scarpe, borse, tutti questi prodotti, no? Certo, noi abbiamo le stime, si spenderà 236 euro per abbigliamento, 201 si prevede per calzature, 171 per accessori, borse. Chiaramente è l'opportunità per investire in beni semidurevoli che comunque diciamo, se si fa l'acquisto orientato, come si diceva prima, alla qualità, diventa un acquisto che anche poi ripaga alla lunga. Ripeto, siamo anche contenti di vedere il dato che i negozi fisici, i negozi di prossimità sono quelli, diciamo, preferiti, quindi anche questo ci conforta. È chiaro che le difficoltà sono tante, ma l'ottimismo non deve mancare, altrimenti non faremo questo mestiere, insomma, ecco. Senta, un'ultima domanda: che sconti ci dobbiamo aspettare da domani? Immagino che si parta gradualmente. Certamente si parte gradualmente perché è giusto così, non è una fine stagione come diceva lei, deve ancora un po' iniziare e così, però ci sarà una progressività degli sconti, eventualmente questo poi lo sceglierà anche, diciamo, qui è ogni negozio, ogni store, outlet avrà le sue strategie, il suo modo di applicare la scontistica. Ecco, anche qui, attenzione, grazie alla direttiva Omnibus deve essere sempre indicato il prezzo precedente applicato alla generalità dei consumatori i 30 giorni precedenti appunto l'inizio degli sconti o in questo caso dei saldi. E quindi raccomando a tutti i commercianti anche attenzione alla tempistica, ecco, di mantenere questa correttezza. Benissimo, e poi ricordiamo che proseguiranno fino a fine agosto. Allora io la ringrazio Presidente per questa finestra che ci ha aperto sui saldi e speriamo che siano convenienti per tutti, insomma, no? Per i consumatori e per i clienti e anche naturalmente per chi conta in questa opportunità di rimpinguare i propri affari, in particolare i negozi fisici. Grazie a voi, sicuramente saranno convenienti. Io chiedo veramente sostegno e partecipate ai saldi, veramente, perché è un'occasione sempre valida, hanno il loro appeal, hanno diciamo sono ormai un marchio, proprio anche per il fatto che hanno questa unicità della data, mette tutti nelle stesse condizioni di lavoro e quindi è serietà. Ecco, e questo è importante. Grazie allora Maria Beatrice Paludetti, grazie a lei e buon lavoro Presidente di Federmoda Treviso. Allora, in attesa di vedere se arriva il collegamento con Mussolente, dove c'è stato un importante fatto di cronaca, vedo già collegata noi sapete che cambiamo argomento velocemente, ma ci sta con i tempi ristretti naturalmente della diretta. Lucia Scatolin, buongiorno, assessore al sociale del comune di Zero Branco, buongiorno e ben trovata. Grazie, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori, grazie. Grazie Assessore di essere con noi. Io ho chiesto gentilmente la sua partecipazione perché il comune di Zero Branco ha istituito un albo comunale babysitter. E questa è un'iniziativa che va sicuramente nella direzione di sostenere le famiglie, dando loro alcune garanzie, insomma, sulla formazione e la professionalità delle persone a cui si affidano per accudire i loro figli da 0 a 14 anni. È così? Sì, è esattamente così. E vi ringrazio di questa opportunità perché avevamo colto dalle famiglie questo bisogno, era un bisogno emerso a seguito di vari contatti che aveva fatto l'ufficio dei servizi sociali e anche
l'associazione Edera, con la quale abbiamo una convenzione che riguarda tutti i servizi della comunità. E quindi avevamo colto dalle famiglie che avevamo sentito di poter avere un'opportunità in più, cioè quella di avere delle babysitter, chiamiamole così, che siano preparate e che potessero essere di garanzia per i bambini che andranno ad accudire. E quindi si è svolto questo corso che è appena terminato. Quindi voi avete ricevuto, diciamo, delle adesioni da parte di persone, non so se tutte del territorio oppure no, vedo tra l'altro persone 6 appunto di età compresa tra i 24 e i 65 anni che avete formato e ora diciamo l'appello è alla controparte, insomma alle famiglie di attingere a questi nominativi. Sì, abbiamo formato queste persone e soprattutto in vari moduli che hanno visto l'impiego complessivo di una trentina di ore, e sia per quanto riguarda la normativa, sia il modulo di primo soccorso che è stato molto apprezzato, il modulo educativo, quindi quello che riguarda lo sviluppo e l'educazione del bambino, la gestione di bimbi con disabilità e l'educazione alimentare e l'identità di ruolo. Quindi dopo aver fatto questi moduli, che sono effettivamente 10, è stato fatto un colloquio da parte dei servizi sociali con l'associazione Edera e le 6 babysitter sono state, diciamo così, promosse, ecco. Per cui tutti hanno ricevuto il viatico per poter essere una babysitter col certificata. E adesso ci sono già delle famiglie che hanno visto e hanno chiamato i servizi sociali che faranno il match tra la richiesta della famiglia e le varie attitudini e specificità di ciascuna delle babysitter. Nel senso che verrà consigliato loro il soggetto che ha, diciamo, le caratteristiche più adatte? Esattamente sì, è proprio così, nel senso che ognuna di loro dopo, durante questi moduli, ha espresso è stata valutata per dei talenti che ha potuto far vedere, quindi diciamo che sono state tutte promosse, ognuno con delle caratteristiche diverse che magari incontrano dopo il bisogno di quella famiglia che si approccia alla babysitter. Anche perché molto banalmente non è la stessa cosa accudire un neonato di pochi mesi o un ragazzo o una ragazzina di 10 anni, insomma questo è palese. E poi questo è un lavoro, diciamo, che viene per lo più improvvisato, no? Magari anche da ragazze, studentesse, eccetera, che si mettono a disposizione, però diciamo sempre più si acquisisce la consapevolezza che improvvisati non è il caso di essere, è così? Sì, è così, e infatti adesso siamo partiti con questa iniziativa quest'anno e sicuramente la ripetiamo l'anno prossimo, perché abbiamo già avuto delle richieste in tal senso, per cui diciamo che è andato bene questa prima iniziativa, sicuramente seguiranno delle altre. E quindi diciamo che il fatto di poter disporre di persone che siano a garanzia verso i bambini, diciamo che è sicuramente una marcia in più per le famiglie, ecco, sicuramente questo sì. E comunque le persone che sono state abilitate dopo questo corso faranno un corso di aggiornamento ogni 2 anni, quindi insomma una nuova formazione, lo stesso ogni 2 anni. Certamente, quindi lei diceva prima questa iniziativa avete intenzione di portarla avanti nel tempo, anche perché il riscontro è buono. Secondo lei più o meno a spanne, voglio dire, voi avete comunicato pubblicamente ieri la creazione di questo albo, quanti si saranno fatti vivi secondo lei di genitori, dico di famiglie? Ma già prima se ne erano fatti vivi, io credo che attualmente siamo una decina di famiglie che che hanno telefonato ai nostri servizi sociali, perché già prima, quando avevano sentito, avevano già iniziato ad approcciarsi per capire
quali sono le modalità, e quindi sì, diciamo attualmente una decina di famiglie. Ecco, per cui siamo già oltre quella che è l'offerta, insomma, Sì. no? Dopo Assessore, bisogna vedere se sì, come andrà il match, però insomma sì, dai, siamo fiduciosi che dopo la cosa possa proseguire tranquillamente. sì, dovranno piacersi tra di loro, accordarsi naturalmente, cose su cui voi poi non entrate, mi pare di capire, insomma, i rapporti diretti poi tra le famiglie e questi soggetti. Sì, sì, l'avevamo detto chiaramente che il nostro compito finisce là. Dopo quello che riguarda l'aspetto del contratto tra la famiglia e la babysitter è una cosa che riguarda espressamente loro, quindi noi là non c'entriamo sicuramente. Assessore, grazie mille per queste informazioni che ci ha dato. Lucia Scatolin, lo ricordo, assessore al sociale del comune di Zero Branco, e quindi non rimane che aderire o da una parte o dall'altra a questa iniziativa, che magari sarà di spunto per altri comuni. Le risulta che ce ne siano tanti di questi albi nel nostro territorio? No, sinceramente no, abbiamo anche guardato un po' in giro, però no, ma magari può essere che questo sia come dire, un inizio anche per altri comuni, per pensare magari anche a fare un lavoro in rete. Sarebbe anche bello. Che sarebbe interessante anche questo, senza dubbio. Grazie ancora Assessore e buon lavoro. Grazie a lei, grazie a tutti voi, grazie. Grazie per questo collegamento. Allora noi adesso ci colleghiamo, invece è pronta Vanessa Banzato da Mussolente, perché il maltempo di questa mattina, avrete visto magari nei siti, che ha provocato gravi danni nel milanese, poi procedendo verso il Veneto, nella zona appunto del Bassanese, ha creato dei disagi. C'è stato addirittura un maneggio, un fabbricato purtroppo andato a fuoco a causa di un fulmine. A te la linea, Vanessa. Sì, buongiorno. Paura alle prime ore di oggi in questa abitazione. Siamo in via Vittoria a Mussolente. Ha preso fuoco questo edificio rurale, era un po' un deposito di materiale, c'era dentro un po' di tutto, il classico deposito per stoccare materiale. Bene, causa di un fulmine ha preso completamente fuoco, è nato completamente distrutto. Sono stati davvero momenti di paura anche per i residenti di questa abitazione. Infatti accanto a me abbiamo Paolo Egger, il proprietario dello stabile. Che cosa è successo stamattina? Alle 5:20 un fulmine ha tolto la corrente. Sono andato a controllare e ripristinare perché era proprio forte e vicino. E ho ripristinato la corrente, però ho detto aspetta che guardo fuori perché è caduto qua vicino. L'ultima volta ha distrutto tutta una linea telefonica. E guardando fuori ho visto un principio di incendio dentro in questo deposito, sono corso giù, ho preso l'estintore, ho provato a spegnerlo, ma poi l'estintore dura 30 secondi. E niente, quando ho visto che non riuscivo a dominarlo, abbiamo chiamato i vigili del fuoco che sono arrivati nei tempi, però quando sono arrivati ormai era tutto in fiamme, non c'era più niente da salvare. Insomma. Lei è riuscito a tirar fuori qualche attrezzo, ma soprattutto lei è riuscito a tirar fuori una bombola, delle taniche di benzina? Infatti sì, ho tolto la bombola, c'era una bombola di scorta del gas, c'erano le taniche di benzina per il trattorino, per il rasaerba, eccetera, e subito anche i vigili del fuoco mi hanno richiamato da Vicenza per sapere perché per loro quando parlano di ricovero attrezzi è sempre un pericolo. Ho detto guardate, state tranquilli perché quello che c'era di pericoloso l'ho già tirato fuori e niente, quando sono arrivati hanno cominciato con gli schiumogeni, con l'acqua a domare l'incendio. Però hanno lavorato anche loro per diverso tempo? Sì, perché il tetto, la struttura è tutta di legno ed in un attimo si è incendiato tutto, insomma, dal pavimento al soffitto. Insomma. Danni ingenti? Parecchi, insomma, anche perché la struttura del tetto è tutta da rifare, però già abbiamo contattato il nostro tecnico che ha detto che probabilmente sarà tutto da rifare da zero, insomma, perché bisogna ricostruire secondo le normative vigenti, per cui vedremo intanto l'assicurazione, vediamo cosa ci dice, insomma. Bene. Adesso più che altro stare attenti perché è pericolante. Sì, infatti i pompieri hanno delimitato l'area perché non si può, fin tanto che non viene messo in sicurezza tutto quanto, cioè tolto le travi, quelle che sono pericolanti, le tegole, eccetera, tutto il resto. Insomma.
Bene, insomma abbiamo sentito tanta paura, per fortuna per quanto l'edificio sia andato completamente distrutto, nessuno è rimasto ferito o coinvolto nell'incendio. Io ricevo la linea allo studio. Grazie a Vanessa, grazie al tuo ospite, naturalmente comprensibile anche lo scoramento dopo un fatto di questo genere. Fortunatamente, come sottolineavi, nessuno è rimasto ferito. Noi siamo in chiusura di questa prima edizione di Antenna 3 per questa giornata. Vi ricordo naturalmente i telegiornali di questa sera. Ringrazio in regia Tony Esposito e Simone Merlo. Adesso andiamo a vedere le previsioni del tempo per domani e a voi tutti un buon pomeriggio, arrivederci. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito. Bentrovati al meteo. L'anticiclone africano avanza gradualmente dal sud verso il centro, nord ancora lambito da correnti instabili. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 5 luglio. Sul Veneto la pressione non è ancora forte, pertanto la giornata sarà contraddistinta da una mattinata con bel tempo prevalente. Il pomeriggio invece vedrà lo scoppio di temporali sui settori alpini, localmente su quelli prealpini e anche sulle pianure limitrofe. Temperature stazionarie, minime tra 14 e 22 gradi, massime sui 26-31 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà in parte soleggiato. Dal pomeriggio qualche temporale sulla zona montana fin verso la pianura circostante. Temperature minime sui 19-22 gradi, massime intorno ai 27-30 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Sarà più soleggiato, specie al mattino, tuttavia nelle ore più calde di nuovo lo sviluppo di rovesci. Temperature minime intorno ai 17-19 gradi all'incirca, massime sui 29-31 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito.